Partita carica di adrenalina, il diktat sono i 3 punti. Una buona sera dal Pala Don Bosco da parte di Davide Sgroi e Sportisili. Bisogna vincere per rimanere aggrappati al treno Palermo Calcio a 5, che in questo momento sta vincendo fuori casa con l'Atletico Monreale, e questo è il diktat di Athletic Club Palermo e 3M che si sfidano oggi al Pala Don Bosco. Primazzola lungo, faticato, chiude bene, Ruffolo si gira sul destro, a incrociare, Ruffolo porta il vantaggio il 3M con un diagonale sensazionale, 1-0 per i padroni di casa. Macedo Gomez sul pallone, carica la rincorsa, fortissimo! Un po' nulla di Russo, 1-1, la pareggiata, la Athletic Club Palermo esulta alla Diogo Jota, De Macedo Gomez come se avesse un joystick in mano. Lungo Birruso, non arriva a Calvaruso il pallone, riparte Yamamoto Gonzalez, guarda la porta! E si va di fusione tra Yamamoto Gonzalez e De Macedo Gomez. Sono loro che fanno la fusione, sono loro che ribaltano il match per l'Athletic Club Palermo dopo essere andati 1-0 sotto col gol di Ruffolo. Palla del restivo va sempre da Yamamoto Gonzalez, Vallecchia ancora il numero 13, De Macedo Gomez più volte e l'ha effettuata, doppietta per il numero 9 e 3-1 Athletic Club De Macedo Gomez, attaccante del 3M, va Ruffolo, forte, in pieno viso Mazzola, il pallone non è uscito, ha preso una traiettoria stranissima e Calvaruso è stato lì attentissimo, il più veloce per riaprirla all'improvviso, in qualche modo il 3M, una traiettoria senza senso.